Ah? Che? Te l'aspettavi? Che mi aspettavo? Ma hai visto cosa c'è davanti la nostra azienda Antenna Sicilia? Non vedo nulla. 4.900 Harley Davidson. Sono venute a trovarci tutte le associazioni italiane degli Harley Davidson e stiamo preparando un assaggino per tutti loro. 4.900 moto, 8.000, 9.800 persone e 600 persone. Ma per forza Ti rendi così conto? grosso mi devi sparare. Per forza. siamo così. Ragazzi, Grazie a tutti gli associati dell'Harley Davidson e tutti gli amanti dell'Harley Davidson. ma che Siamo associati? Ma quali associati? Sì, oggi sai di che parliamo? Di che parliamo? I Flagstuche. E che sono sti frastuche? Non sai che sono i Flagstuche? No, cos'è? Allora, è il nome arcaico del pistacchio. Pistacchio, davvero? Si chiamano Dai, Flagstuche in buona. arabo. Aspetta, me lo sono scritto. Buona, Allora, in buona. arabo si chiamano Frishtak oppure Fustuak. Fustuac, Capito? bene, E poi bene. in siciliano arcaico è diventato i Flagstuche. Bello, bello. Allora, Per cui faremo un pesce spada sì, panato con la granella di pistacchio. niente che di meno. Sotto andremo a mettere un meraviglioso pesto di pistacchio che Addirittura. lo andiamo a mettere sopra Sotto, a cottura sopra. ultima. E ascoltatemi, cos'è che sta bene con col pistacchio? Col pistacchio cosa sta? La vedo anche là, la mortadella. E noi faremo un pesce spada mortadellato al pistacchio. Ma veramente? Ma Te lo che giuro, c'entra? te Dai, lo il pesce giuro, spada te con lo la giuro, mortadella, te ma lo sei giuro. sicuro? Assolutamente. Vabbè. E allora iniziamo a preparare il pesce spada. Dai, devi salutare le camere, per favore, Hai perché ragione. poi te lo ricordi Saluto all'improvviso e mi saluto te, dai. ciao che ci ascolti. A te che ci inquadri e nel totale piano 2, anche a te, mio Vabbè, primo piano. mio primo piano. Che meno male che sei al primo piano perché io ascensore non ne prendo. Vabbè. Saluto la camera dell'artrosi cervicale Guarda, e poi... ti sposto il pesce spada, vai. Amica! Piccina Ci mia. siamo? Ma chi Adesso? è colui che ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni. Allora, Allora, dai, in questo piatto dicevamo, noi andremo a comporre e infornare con tutto questo piatto, perché sono quei piatti che possiamo Infornare. mettere al forno. Sì. E allora cominciamo, guarda. Dell'olio, Sì, così, un pennels un pennello. in this way, you know, gires, pennels, mi dai pinzette, per favore? Eccola. Pinzette. Mi spolvereresti quanto l'aria di questa fetta del... Brava. Brava. Sufficientemente, bene? sei stata Ecco. meravigliosa. Così. Ora di sopra. Uguale Sì, quantità? sì, più o meno sì. Ora di sopra. Perfetto, qua e qua. E andiamo a Ecco, compattare, così, compattare in questo modo. Compattiamo. Così mettiamo del sale, Eccolo. un pochino di sale e andiamo graziosamente Graziosamente in forno, ragazzi. Vedo, queste sono, oggi abbiamo ricette semplicissime. Sempre Che lei, stanno sempre uguale. semplicissime. 180 E gradi, andremo a completare 20 dopo. minuti. 20 minuti, 180 gradi. Questa è sempre tanto, 20 minuti, risulta? 180, non ci credete, questa veramente va bene, 20 minuti, 180 gradi. Non ci credete troppo. Prendiamo la mortadella La che io ti avevo detto mortadella. che avremmo steccato, capito? Te lo ricordi questo, vero? No. E ora ti faccio vedere. Prendiamo una piastra, qualunque, una teglia, quello che vogliamo. Guarda che faccio. Aspetto che finisci di mangiare o continuo? No, no. Allora, io volevo Graziosamente dire un che pezzetto di pistacchio. esattamente sono cose che non si fanno queste. Alza il livello. Che esattamente è sbagliato così. Alza il livello, ragazzi. Vabbè. Questo accento un po' nordico, lui alza il livello. Mettiamo queste due belle, senti che profumo di mortadella. E la Sento. andiamo a mettere in the oven. Ma dai, in forno, veramente? La mortadella così, 2 fettine? Sì. La dobbiamo steccare, va bene? Capito? Questo ce lo spostiamo Sì. in questo modo. Sì? Dopodiché ti parlo della seconda ricetta. Vai. La seconda ricetta sarà breve, la coque. Sarebbe l'uovo alla coque. L'uovo. Però noi lo facciamo con questo meraviglioso pesto Pesto qui, di pistacchio, lo buono, apriamo. buono. Lo sai che per aprire bisogna togliere il tappo, vero? Vabbè, non so se te l'avevano detto una cosa del genere. Questo ingrediente così meraviglioso e prezioso ci servirà per tutte e due le preparazioni. Mi daresti un cucchiaino, per favore? Un cucchiaino? cucchiaino? Sì, là, guarda, lo vedo io di Eccolo, qua, lo guarda, vedo, è qua. E andiamo a mettere questa
essenza, oserei dire, paradisiaca, in questa nostra bowl, così. Questo è paradiso, ragazzi. Che è la crema di pistacchi, No, quindi... pesto, non è la crema. Il pesto, il pesto. È il pesce spada impanato al pistacchio e già in forno con la mortadella, pensate. Abbiamo messo 2 fette di mortadella. Ma perché? Perché Non lo so, non ho idea. la mortadella nel pistacchio, come si suol dire, è a motte La sua. motti sua, Tu lo vabbè. sai com'è la mortadella del pesce spada invece? Com'è? Fuori dall'acqua. Vedi, ho paura io quando lui... Esattamente, ho fare- detto una battuta meravigliosa, guarda. Ecco, questo lo possiamo qua e ci andiamo a lavoricchiare un attimino questo prodotto per far sì che l'olio che serve per fare il pesto di pistacchio venga Amalgamato. tutto algamamato. Amalgamato. Algamamato. Amalgamato. Algamamato. Vabbè. A questo punto prendiamo un altro sacchetto a posci, perché lì in quell'altro a posci Non abbiamo si messo va. una cosa per la seconda ricetta. Abbiamo preso il sacco a poche così, che cercheremo di aprirlo. Ci siamo quasi riusciti, sì. No, erano 2. Ti aiuto, Aiutami, guarda, grazie. allora, questo è Perfetto, così. apri. Aperte così. Perfetto. Verso Apriamo. dentro? Sì, cercando di non... Aspetta, Ci sei? aspetta. Vai, Ecco qua, poi, vai, ecco qua, vai, poi, vai, ecco qua, vai, poi, vai. ecco qua, Ancora, mettiamolo tutto perché ci serve per tutte e 2 le ricette. eccolo, Non sporchiamo i bordi. Attento a non mi sporcare i bordi. ok, Signori, allora, avete visto cosa è stata capace di fare Desiree? che ho fatto? Ah, un'operazione, voi non ci credevate. Pazzesco. Sai che mi dicevano non crediamo che possa arrivare a questi livelli. Dai, ma Capito? smettila. Allora, quindi adesso Allora che abbiamo il facciamo? nostro spada in forno che dobbiamo proprio trattarlo piccolito, da mantenere buono, piccolito, Buono, giusto? con attenzione. La seconda ricetta invece sarà un semplice uovo alla coque, però Però, nobilitato dal pistacchio e da una crema di formaggio. buono, dai, un po' Partiamo gourmet. da questa Sì, musione così, guarda. Prendiamo le uova, ce ne servono 2 contenitori. 2 di questi. Yes. Ti spiego il perché. Adesso Desiree mi devi Sì. separare. Mi devi separare Separare. il pollo dal bianco. Dai, ce la faccio, sono pronta, Facciamocelo, dai. Dai, ci tengo, lo sai che ci tengo. Non mi fare mettere ansia, dai. Brava. Giù. Brava. Ora fai una cosa. Perfetto. Perfetto. Ecco, un altro? Sì, un altro. Fallo un altro, fallo. Gira, ecco, bravo. Fallo. Attento. Cioè, come rompere le uova a Desiree, Ragazzi. non ce n'è. Perfetto. Perfetto. Ecco, allora, E li mettiamo da li mettiamo qua. Questo invece lo andiamo un poco a sbattoliare. Mi dai una finestra? Ecco. Una finestra e lei mi ha dato la forchetta. Però io l'ho detto mi dai una finestra e Ma lei mi perché ha ci dato la capiamo così, ragazzi, senza bisogno di troppe parole. Battiamo questo, Mhm. bene, proprio quasi a farlo montare e lei mi aggiunge un po' di sale, Qui? sì, e poi con un cucchiaino mi aggiunge un poco di amido di mais, Così? sì, va bene, Così? Di meno o Sì. di più? metà, aspetta. Metà di questo? Sì. Ok, perfetto. Ecco. A cosa ci serve quest'amido? Ci servirà a So. dare una densità maggiore al momento in cui andiamo a preparare questa coque molto particolare. La regina del pepe, Metto per un po' di favore. pepe anche? Mi Dai. fai vedere? Che arte. Ragazzi, Cioè, è scioccante. convinta che è brava a mettere il pepe e lei si convince così. Perfetto, guarda che mano. Lo sai, ma sei mancina, vero? Certo. Lo sai che essere mancini di solito
dice che hanno un cosiddetto intellettivo superiore. Hai capito? Vabbè, Ti non è te il lo caso spieghi tuo. adesso? Ma tu sei l'eccezione che conferma. Ma dai, ma smetti. Andiamo a vedere a che punto è Dai. il nostro spada. E con questo che devo fare? Così tu continua. Devo continuare? Nel frattempo posso fare la rima dei consigli per i consigli? Sì, però falla bene, Stavolta dai, faccio perché me ne bene. vado, te lo giuro. Prepareremo tutto al pistacchio. Pistacchio che è un oro della terra. Consigli per i consigli. Non c'entra niente, cioè non c'entra niente proprio, non c'entra. Vabbè, la terra ci poteva stare. Allora, A questo punto prendiamo una padella sì, e ci apprestiamo a preparare queste meravigliose uova. E voilà. Allora, spesso e volentieri devo dire che le uova si friggono col burro, ma noi siamo meridionali, del meridione dell'Italia, la ricetta mediterranea, oh bello oggio d'alive. l'olio, Dimmelo raga. così, oggio d'alive. Oggio d'alivi, Oggio. bello, Vedi, dai. voi dite oggio d'alivi, noi diciamo ralive. Ralivi? con Oggio la R? d'alivi. Vabbè, diciamo. Oggio d'alive. Più o meno uguale. Va bene, allora, Abbiamo fatto questo bel battuto qui e ci fermiamo un attimo. Nel frattempo vado in forno a prendere le preparazioni. vai. Come prima ti faccio vedere qua. Te la ricordi? La mortadella, ragazzi, guarda come è diventata. Che è diventata steccata praticamente. Steccata. Steccata. Dopodiché noi dobbiamo Sì, preparare questo piatto, poi li andiamo a chiudere tutte e due. Ok. Però facciamo un ricapitolamento di quello che abbiamo fatto. facciamo un recap, dai. Comincia. Mi ricordo. Comincia. Pesce spada Pesce spada impanato con i pistacchi. con la granella. Con di la pistacchio. granella di pistacchi, Brava. 2 fette di mortadella prese, steccate nel forno, messe così in una griglia e lì. Brava. Poi che abbiamo fatto? Niente, le uova, le abbiamo uova. divise. Brava. Abbiamo sbattuto questo bianco d'uovo con dell'amido di mais, un po' di sale, un po' di pepe. Esatto. E lì non so cosa c'è, lì quella è una crema di... Questo è un formaggio spalmabile e questo è il pesto di E questo è il pistacchio. pesto di pistacchi, allora. E questo è il pesto di pistacchio. Allora, abbiamo Allora. tirato fuori la mortadella. Sì. Ora prendiamo il pesce spada. Vai. Guarda. Guarda. Questo l'abbiamo cucinato in questo piatto. qui. Ottimo. Prendiamo una barchetta, Sì, ne prendiamo una paletta. ecco, Mi dai paletta. sì. Paletta, questa? Sì, teniamo il piatto se non ci bruciamo. Lo andiamo a mettere qui così. Guarda, E che facciamo? guarda. Ora ti faccio vedere. Prendiamo la mortadella che abbiamo uscito. da Mamma qua. mia, guarda com'è, delle ciance Guarda hai che fatto, che hai bella. fatto. Prendiamo il pesto di pistacchio. Sì, La forbice, me la dai la forbice? Dai, Ecco dai, qua, dai, la dai, forbice, prendi, tieni. prendi. Scusa, che taglio. ecco. Guarda che ti faccio con questo pesto di pistacchio. Un accenno proprio. No, a essere sostanzioso, Non è giusto? un accenno, scherzavo. Allora, Guarda qua. Riaccendiamo qua, così, basta. qua. E questo è il nostro primo È bello, piatto che è pronto. Togliamo questo, te lo regalo. Devo dire che è molto bello, Te lo molto regalo. scenografico. Questi li togliamo? Questi sì. Ecco. Questa la possiamo... Dimmi che la vuoi assaggiare. Vabbè, guarda, c'è questo pezzetto che ha... Ha un suo perché, vero? devo dire di sì. Ha un suo perché. Allora. Perfetto. Adesso che abbiamo fatto questo, battiamo le mani. Arriva il direttore. Eccoci qua. Battiamo. Ora ti faccio vedere cosa succederà. Perfetto. E andiamo a versare questo composto. Ecco, quindi il bianco d'uovo che avevamo Bianco d'uovo, sbattuto con l'amido di mais. Esatto, con il suo pepe. tempo lo facciamo cucinare. Qui ci mettiamo i 2 tuorli, qui aumentiamo. Abbiamo già messo il sale, Sì. abbiamo messo, per cui Sì. lui è già pronto per ricevere pronto. quello che dovrà ricevere. Mi dai una marisa, Ecco, tempo che sale di temperatura. È bello questo piatto, molto bello. Come molto l'abbiamo fatto bello. questa mortadella? L'abbiamo messa in forno.
Abbiamo messo in Steccata. forno, steccata, temperatura Altissima, a quanto? 300 gradi. Sai, avevamo finito la pizzeria. Dai, guarda che si sta combinando qui, vedi? Vedi che stiamo combinando qui. Aspettiamo che questo si addensi, così. Abbassiamo la fiamma a questo punto. Non lo dobbiamo girare. No, No. no. E ora ti faccio vedere che cosa facciamo. È qui che diventa un piatto di cimene. facciamo? Che c'entra sta cosa così? Può essere Perché ne so, boh. e ti faccio vedere, guarda. Avevamo detto che c'era del formaggio. E che cos'è questa? Crema spalmabile? Sì, 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 un formaggio spalmabile. Quindi un bel giro di crema di mi dai un formaggio. taglio? Grazie. Abbiamo messo questo giro qui. Ora mi dai un cucchiaio? Certo. No. Si è rotto, Desiree, si è rotto, però noi lo fermiamo così, tanto riesce a contenersi. Esatto. A questo punto, sai cosa dobbiamo fare? Ti faccio vedere cosa facciamo. Sempre con questa soglia di paradiso, così, 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 e voilà. Mamma mia, ragazzi, che bontà. Ecco qua. Chiudiamo, mi dai un coperchio? Andiamo a cuocere un po'? No. No. Questo. Questo va benissimo. Andiamo così, alziamo un po' la fiamma. Ragazzi, il tempo che sistemiamo e siamo E all'assaggio. siamo all'assaggio. Desiree, andiamo a comporre the second dish. Dai, secondo piatto. Che Secondo vuoi che ti piatto, prendo? il piatto rotondo. Piatto rotondo lo prendo io? Sì. E tu vuoi là? Come lo chiamiamo questo piatto? Questo è la coque al Come lo pistacchio. vuoi chiamare? La cocca al pistacco. Guarda che bello, La comunque, che cocca bello. al pistacco. Allora, comincerei, dato che quello l'abbiamo finito appena adesso. Dai, cominciamo da non c'è questo. l'assaggio. Regia, mi senti? Sì. Puoi intervenire. Non c'è l'assaggio. No, oggi no. Ma lei se ne frega. Questo è tuo cugino, questo qua, non è la regia. Ma senti, ora che succede? Un pesce col pistacchio, con la È mortadella. tuo cugino questo No, qua. non lo rompere così, dai, un paletta, paletta. Paletta, dimmi. Questa mortadella così al pistacchio. Come la troviamo? E lascia la forchetta, uso la tua. Va bene? La mia faccia parla da sé. Ragazzi, veramente, Non c'è bisogno di dire niente. veramente, guarda, io passerei all'uovo, Passerei all'uomo. ma lo continuo dopo. Andiamo a prendere un po' di formaggio. Posso rompere questo? Certo, wow. Allora, lo rompo, Apri, 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 apri. lo apro, Apri. lo metto qua e vado proprio, guarda qua c'è tutto, pistacchio, crema di formaggio, tutto, guarda qua. Un poco io, perché se io cucino io devo sapere come. Vabbè. È un mio compito. Facciamo qua, così. lo sai, no? Ci vediamo alla prossima. Tu ci sarai? Non lo so se ci sarà la prossima. Il solito quiz. Chi c'è dietro Desiree? È scemo, Vedete ragazzi, solo la cretino. punta dell'occhiale. Chi c'è? Ma chi c'è? Non lo saprete mai. Chi indovina vince. Impossibile da indovinare proprio. Perfetto. Arrivederci, alla prossima. Lo spada mortadellato al pistacchio, una fetta di pesce spada, una fetta di mortadella, 2 cucchiai di pesto di pistacchio, umberto romano, un cucchiaio di granella di pistacchio, olio, evo e sale quanto basta, la coque al pistacchio e formaggio, 2 uova, 2 cucchiai di formaggio spalmabile, 2 cucchiai di pesto di pistacchio, umberto romano,
olio evo, sale e pepe quanto basta.